Stiamo parlando della Festa della Saresa, la festa che la Compagnia delle Torri, in collaborazione con l'amministrazione comunale, dedica alle ciliegie, le ciliegie di Ceresara, un marchio ormai affermato e conosciuto che, come potete vedere, abbiamo delle ciliegie meravigliose, tutti i produttori in piazza per tutti i giorni di questa festa. Oggi è domenica e in particolare abbiamo già in piazza le Ferrari per l'evento classico domenicale il ritrovo appunto di un abbinamento rosso Ferrari, rosso ciliegia. Un programma di oggi è sempre, come sempre, tutte le domeniche la festa Saresa, molto ricco. Un altro appuntamento imperdibile oggi pomeriggio qua in centro, il triciclo GP. I bambini si impegneranno e partiranno in griglia qua sotto la torre per combattere la vincita del trofeo sul circuito cittadino che abbiamo organizzato per oggi pomeriggio, e questa sera un appuntamento anche qui classico e imperdibile, la rassegna danza con tutte le migliori scuole danza della provincia e anche da fuori, quindi tantissimi ballerini sul palco che si esibiranno, tutta la coreografia e tutto quanto è dedicata comunque al rosso e alla ciliegia. I proprietari delle Ferrari vengono volentieri e vengono ad assaggiare sempre le nostre ciliegie, per questo dopo ci sarà anche una passerella di queste vetture che andranno sulle colline a fare un tour praticamente del nostro territorio. Ferraristi che vengono dalle province non solo di Mantova ovviamente, ma Brescia, Cremona e anche qualcuno da Verona. Una festa che veramente abbiamo avuto una partecipazione già nei 2 giorni precedenti molto numerosa, i tortelli che la fanno da padrone, il nostro piatto Deco, i tortelli della Possenta ripieno di ciliegia sono stati molto apprezzati, abbiamo avuto gente che è venuta da tutta Italia praticamente per assaggiare il nostro tortello. Questa è stata una bella soddisfazione e quindi il merito è tutto dei volontari della Compagnia delle Torri che si sono impegnati molto e che si impegnano molto anche tutto l'anno per altri eventi, quale per esempio il Convivio a Palazzo, primo weekend di settembre.